I rincari di energia e gasolio fanno volare anche i prezzi dei fiori. Non solo il riscaldamento delle serre e i trasporti, la catena dei rincari passa anche dai fertilizzanti, ai trattamenti antiparassitari, agli imballaggi fino alle plastiche dei vasetti. Nel giorno della commemorazione dei defunti e della solennità di ogni santi, chi si accinge ad acquistare qualche fiore troverà mediamente un aumento tra il 20 e il 30%. A confermarlo alcuni dei fioristi specializzati nei pressi dei cimiteri. Ha inciso tanto, direi il 30% senz'altro, dopo ci mettiamo anche il costo del trasporto, del gasolio e cerchiamo di comprare piante e fiori dall'Italia per aiutare i nostri coltivatori. Locali, tutti locali, questo è molto importante. Noi non lavoriamo tanto con l'Olanda, bensì diamo la possibilità ai nostri produttori locali, che lo fanno in maniera eccellente, di poter manifestare anche proprio il loro lavoro. Abbiamo dei sosmit gialli, dei pompon, dello spillo. Beh, il crisantemo va sempre, anche lo spillo, sono i fiori che vanno di più in questo periodo. Ecco, le persone cosa vi chiedono? Anche il mazzetto piccolo, la pianta grande? Sì, un po' di tutto, il mazzetto piccolo, la pianta grande. Si tende a fare mazzetti più piccoli, poi chi ha la tomba di famiglia, per dire, ci hanno ordinato anche parecchi pini, le doppie palle di crisantemi, quindi li ti tiri anche su un pochino. Dobbiamo un po' coccolare il cliente, cercare di non guadagnare tantissimo per avere un tornaconto nell'anno prossimo.